Questo video è dedicato alla beauty box di dicembre di Look Fantastic, che è fatta così tutta colorata, sfondo azzurro, blu e con tutti questi disegnetti. Al suo interno, aprendolo, ha questa carta rosa acceso e ci sono i suoi prodottini, eccoli qui. Come al solito sopra c'è sia la spiegazione dei prodotti che si trovano all'interno, sia qualche spiegazione di altri marchi. Infatti io qui per due prodotti mi sono un attimino scritta cosa sono per essere più chiara. E poi c'è il classico, il solito giornale L scritto in inglese. Bene, prima di iniziare volevo dire che sulle labbra ho messo un rossetto in stick di Kat Von D che si chiama un Derage Red. Questo qui che sarebbe questi qui in stick. Vi dico che non so se ci sia ancora, perché questo qui l'avevo preso 2 anni fa più o meno, per cui non è fresco, ma visto che lo utilizzo principalmente questi mesi qui invernali, l'ho tirato fuori. Allora, iniziamo con i prodottini della beauty box. Allora, prima di tutto prendiamo di questo marchio che sarebbe Real, che è scritto qui, per non dirvi una cavolata ve lo faccio vedere. Vediamo se è sigillato. No, non è sigillato, vediamo che prodottino che esce. Sto tentando di eccola qui, è un prodottino trasparente, sarebbe un esfoliante viso che ho un po' paura di utilizzare questi sfoglianti così, perché tendo ad arrossarmi il viso. Comunque qui sul libricino c'è scritto che è un esfoliante, va tenuto sul viso 3 minuti e poi rimuovere, e lascia la pelle morbida e rinnovata. Sinceramente, sì, come vi ho spiegato, ho paura degli arrossamenti. Comunque questo è il prodottino. Poi un altro prodottino che io non ho mai usato su di me sono delle ciglia finte con la relativa colla, e questo è di questo marchio qui, si chiama la Fluttery Light, e queste sono le ciglia finte. Non le ho mai acquistate in vita mia perché mi basta mettermi il mascara e mi va bene così, giusto perché anche l'idea di mettere qualcosa che dia un po' di peso agli occhi non è che mi ispiri molto. Comunque eventualmente, se voglio fare l'esperimento di provare le ciglia finte, le ho trovate nella beauty box. Un altro prodottino sarebbe questo qui, di questo marchio Bubble and Bubble, questo qui, ed è uno spray, aiuto, ed è uno spray per capelli. Allora, anche qui mi sono fatta un po' di traduzione e vi dico che cos'è. Questo è un olio per capelli che sarebbe un primer nutriente, Allora, è invisibile sui capelli e serve per i capelli secchi e fragili, protegge dal calore e dai raggi UV e va usato su capelli umidi. Non so se lo userò, comunque ho trovato anche questo spray. Allora, poi un'altra cosa, è ritornata una palette di Sleek. Vi devo dire che questa palette l'avevo trovata l'anno scorso sul calendario sempre di Look Fantastic, e vi devo dire che l'ho cestinata con il decluttering, un po' di decluttering. Se avete visto il mio vlog precedente, ho fatto un attimino di decluttering
e se non erro ho gettato via anche questa, o l'avevo già gettata, adesso non mi ricordo, comunque so che ce l'avevo già e l'ho gettata via perché come marchio non mi ispirava molto. E comunque queste sono le colorazioni. Io di Sleek avevo provato anche degli illuminanti in crema che erano sempre su una palettina così, ma personalmente come marchio non mi ispira molto, per cui non cerco neanche di avere i suoi prodotti. Ma comunque mi è arrivata nella beauty box. Poi un altro prodottino è questo qui del marchio Prai e sarebbe una crema viso. Qui volevo leggere la quantità che mi hanno mandato, però non la trovo scritta. Ah sì, 35, no, 10 ml, 10 ml. E sarebbe questa cremina fatta così, aiuto, così bianca bianca, soffice soffice nel vedere adesso aprendola. Comunque questa crema sarebbe, anche questo ho dovuto tradurre perché c'erano scritte parole che non ci arrivavo da sola. Allora, questa crema sarebbe una crema protettiva al platino, è una crema idratante ricca di antiossidanti e anti-invecchiamento. Allora, poi difende dai radicali liberi e lascia la pelle liscia e più giovane, da mettere 2 volte al giorno, da provare. E per finire, in questa scatolina ho trovato un mini eyeliner. Non è molto grande, non è la full size, è una mini taglia, mezza mini taglia, cioè è un mezzo full size. Allora sarebbe, vediamo quanti sono, 3 ml, e questo qui sarebbe l'eyeliner così in penna ed è di colore nero. Ok, questi sono i prodottini che ho trovato in questa beauty box. Io vi saluto e se la prendo ancora ci vediamo con la beauty box di gennaio. Ciao!